Buongiorno da Portoviro, siamo qui rappresentanti di Portoviro Pulita, questa lista civica che tra l'altro è anche nel governo della città. C'è un incontro con gli imprenditori, come dice anche il titolo, venerdì 10, e siamo oggi qua con Claudio Mancin, che tra l'altro è il coordinatore di Portoviro Pulita, e il responsabile delle relazioni esterne Portoviro Pulita, l'imprenditore Lino Zanellato. Allora, Portoviro Pulita nasce esattamente il 14 giugno del 2013. È una libera associazione tra imprenditori e liberi professionisti e tutti i cittadini in qualche modo lontani dai partiti, che amano il proprio territorio e nella loro formazione culturale hanno il concetto della buona gestione della loro attività per mutuarlo nel governo della cosa pubblica. Questo è il messaggio principale che Portoviro Pulita intende dare. Ecco, Lino, lei è un imprenditore, quanto è importante un incontro di questo tipo per il vostro settore? Lei è un imprenditore tessile, sì, ma probabilmente le stesse problematiche che avete voi del tessile le hanno anche altri settori. Certamente sì, e per cui riteniamo che questo tipo di incontro serva soprattutto agli imprenditori, e non solo agli imprenditori ma anche la stessa società, la stessa collettività, per cercare di capire dove il mondo del lavoro sta andando. Noi riteniamo di dare il nostro piccolo contributo in modo tale che a livello imprenditoriale e i vari cittadini che saranno qui presenti capiscano dove sta andando il mondo del lavoro. Questo è un incontro che vogliamo evidenziare, un momento di riflessione affinché le aziende possano valutare le dinamiche del cambiamento